L'Akragas sfata il tabù di inizio stagione e vince la sua prima gara di campionato contro una grindosa e mai doma San Cataldese. Il ritorno in panchina di Pino Rigolo sulla panchina biancazzurra ha portato fortuna e i 3 punti risultano molto salutari per la sfittica classifica. All'Esseneto si è assistito a una gara decisamente strana che solo nel finale, a parte la rete del vantaggio a Cregantino, si sono contate vere e proprie occasioni da gol. Le più propizie hanno visto protagonisti due guardiapale, Dolenti da una parte e Dregan dall'altra. Tutto si verifica nei minuti di recupero, vale a dire al 94esimo, con la San Cataldese sotto di una rete. Il portiere nisseno, abbandonata la propria porta, si porta disperatamente in avanti a dare manforte ai propri compagni. Gli perviene un invitante pallone ed intuito quasi al limite dell'area spara una sventola diretta all'incrocio dei pali. La traiettoria è quella giusta, ma con uno spettacolare volo il portiere Agragantino Dregan si esalta e smanaccia sopra la traversa tra gli applausi dell'affollato stadio Esseneto. Il vantaggio è salvo e la sospirata vittoria arriva dopo una mangiata di secondi. Riavvolgendo il nastro sin dal fisco iniziale, Agregas e San Cataldese hanno dato vita ad una sfida molto combattuta e a tratti anche nervosa. Entrambe hanno giocato a specchio senza troppo impensierire i rispettivi portieri. Al 20° arriva la svolta, si crea una sorta di mischia dentro l'area della San Cataldese, il pallone schizza pericolosamente, interviene Palazzolo anticipando un avversario e gonfia la rete dell'incolpevole Dolenti. Si sfata il tabù della linea avanzata, ma siamo alle battute iniziali e c'è ancora molto da giocare. Al 25° Lofaso, dopo un assolo, si presenta al cospetto di Dolenti, ma il portiere chiude bene lo specchio della porta e respinge. Un minuto più tardi il centrale biancazzurro da Silva, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di testa alza troppo la mira. Ma il vento cambia presto direzione e la reazione dei ragazzi dell'ex Orazio Pitatella si fa subito veemente. Al 38° un'incursione in area agrigentina viene contestata per un penalty non concesso per un presunto braccio da parte di un difensore locale. L'arbitro Scarpati di Formia lascia giocare, ma le proteste vivaci di Tedesco lo costringono a tirare fuori il giallo, che poi diventa rosso, in quanto si tratta della seconda ammonizione fatale. San Cataldese in inferiorità numerica, che dovrà giocare una sessantina di minuti in 10. Nella ripresa la gara passa in mano agli ospiti che pressano tutte le parti e al 94° avviene l'episodio che abbiamo descritto prima. Il bunker dell'Akragas traballa, ma resiste e brinda il primo successo stagionale. Per il tecnico Pino Rigoli ci sarà comunque molto da lavorare, ma era importante partire con il piede giusto. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Ma guarda, intanto questo risultato sicuramente non ci deve fare pensare che abbiamo risolto i problemi, così come hai detto tu, perché sicuramente noi i problemi non li abbiamo risolti, perché in una settimana sicuramente Pino Rigoli non ha la bacchetta magica, però ti posso dire che ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e su questo devo dire che sono dei ragazzi, dei grandi professionisti e quindi c'è la possibilità di lavorare grazie alla loro disponibilità. Naturalmente se andava tutto bene io oggi non ero qua perché penso che c'era chi mi ha preceduto che continuava il suo lavoro. Sicuramente c'è tanto da fare, sono d'accordo, non sono soddisfatto naturalmente della prestazione, quindi sicuramente sotto l'aspetto della prestazione ci dobbiamo lavorare. E quindi, però il risultato sicuramente era fondamentale, ci dà una mano d'aiuto nel proseguo della settimana di lavoro. Era fondamentale perché secondo me noi abbiamo una squadra molto tecnica, mi riferisco ai centrocampisti, mi riferisco agli attaccanti esterni, anche perché oggi mancava Tuccio, che lo conosco, è un giocatore di grande, secondo me di grande qualità e non possiamo sbagliare tutti quei passaggi che abbiamo sbagliato. Quindi secondo me è da attribuire pure al fatto della tensione, al fatto che sì, ho cercato in settimana di tranquillizzarli, di farli stare quanto più sereni possibile, facendo capire che era
fondamentale, però penso che gente come Lo Faso, gente come Paolo Grillo, gente come lo stesso Palazzolo, Garufo, che oggi secondo me ha fatto una grande partita, come del resto tutti gli altri, come sotto l'aspetto dell'impegno, certe cose non li possono sbagliare perché hanno una qualità. Io li ho visti allenare questa settimana e ti posso dire che sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Sicuramente poi parleremo col direttore, con la società e se c'è, io naturalmente darò le mie sensazioni, le mie prime impressioni perché è giusto che ci confrontiamo e vediamo il da farsi sicuramente per il bene dell'Agragas, quindi non è un bene mio o un bene personale di qualcuno, ma sicuramente dobbiamo fare tutti il bene dell'Agragas e quando dico tutti, siccome ogni tanto sento magari qualche polemica, qualche situazione, dico alla fine noi rappresentiamo una città, oggi qua ci sono io, domani ci può essere un altro, quindi deve essere questo l'incipit, perché se ci sono qualcuno che tira da un'altra parte per partito preso, secondo me non andiamo da nessuna parte. Dico, oggi abbiamo vinto, ci hanno applaudito, non abbiamo risolto i problemi, non è semplice l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, questo mettiamocelo tutti in testa, non voglio mettere le mani avanti, però voglio dire, c'è di bisogno di tutti. Vittoria meritata, mister? Ma sai, quando il risultato dice questo sì, però ritengo che meritata perché magari loro su quel tiro che ha fatto una grande parata il nostro portiere, se erano più fortunati potevano fare gol. La partita è stata combattuta, penso che non abbiamo rubato nulla, se loro pareggiavano sicuramente non rubavano nulla, quindi il risultato è stato meritato perché l'abbiamo voluto. L'abbiamo cercato, i ragazzi hanno dato l'anima per portare a casa la partita e quindi sotto questo aspetto dobbiamo fare un plauso a tutto il gruppo, non solo quelli che hanno giocato, ma tutto il gruppo perché sono stati molto coesi questa settimana e mi hanno dato, ripeto, grande disponibilità. Era una partita, diciamo, rischiosa per noi, perché dopo 3 sconfitte e stare a 0 punti era subentrata anche un po' di paura nei nostri calciatori e si è visto anche quando siamo rimasti in superiorità numerica. A tratti abbiamo fatto un buon giro palla, a tratti buttavamo palla senza motivo e questo è solamente il risultato della tensione che si era creata dopo queste 3 sconfitte. Devo fare i complimenti alla San Cataldese, una squadra costruita bene, che gioca bene, lo sapevamo. Però penso che nel primo tempo noi abbiamo creato qualche occasione in più, abbiamo fatto gol. L'importante era, come si suol dire, fermare questa emorragia che siamo riusciti a fermarla.